Sì, appena ho sentito la botta sono andata lì perché appunto lavorando in ospedale ho pensato di poter essere utile. Effettivamente c'erano i carabinieri, ma non era ancora arrivata l'ambulanza. C'erano altri 2 colleghi di Campo San Piero, 2 tecnici radiologi che erano già lì sul posto. Da subito la situazione l'abbiamo vista che non era delle migliori. Il ragazzo, uno, era stato sbalzato fuori dall'auto e perdeva parecchio sangue dal collo, però era vigile, in senso che ci ha detto come si chiamava, si riusciva anche a interagire, si parlava. Mentre poi quando ho fatto il giro della macchina e sono andata a tastare il polso dell'altro, si era capito subito insomma che era morto. Lei è intervenuta anche per bloccare, insomma, questa emorragia che aveva il ragazzo? Allora, inizialmente no, perché non avevo i guanti. C'è stato i colleghi che hanno preferito lasciarli lì e poi è arrivata l'ambulanza e allora un po' ci siamo suddivisi i compiti. Allora il tecnico, il radiologo aveva la flebo in mano perché c'è stata subito la necessità di idratarlo perché aveva perso parecchio sangue. Io invece sono stata al di là della borsa e passavo il materiale che mi chiedeva l'infermiere che aveva bisogno, insomma. Michele le ha detto qualcosa? No, no, lui inizialmente ha cominciato a dire che aveva molto caldo e noi abbiamo cercato di tranquillizzarlo, poi dal caldo è passato al freddo perché appunto il sangue le stava uscendo abbondante e poi che era stanco, voleva dormire e noi abbiamo cercato di tenerlo vigile, insomma, proprio per cercare di non perderlo, insomma, almeno. Ecco, poi insomma è arrivata subito l'ambulanza e lì hanno cominciato a tamponare e hanno stabilizzato il paziente, poi è arrivato l'elicottero e l'hanno portato via. Lei abita qui vicino, cosa ha sentito? Una botta enorme. Allora, prima ho sentito i carabinieri che avevo scambiato per un'ambulanza, sinceramente. E poi abbiamo sentito una botta dentro casa allucinante. Ci siamo subito alzati, siamo usciti e abbiamo visto che appunto c'erano i carabinieri con i lampeggianti, ma quella curva lì è tremenda, non è la prima volta che succedono incidenti. In questo caso, da come ho capito, il ragazzo è andato a sbattere sul palo della luce, la macchina si è rovesciata e si hanno proprio divelto una pioppa, insomma, ecco.